Bei, 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 bei. Questo lavoro lo facevo da quando ero piccolino in Sardegna. Ho cominciato a 12 anni, perché non mi piaceva andare a scuola e allora mia madre mi ha mandato con mio zio alle pecore. Oggi non è una vita dura per l'allevatore, perché oggi, grazie a Dio, abbiamo tutte le comodità. Non è più come prima, parliamo di là fuori, dormire fuori, è tutto diverso la cosa. E chi non lavora qua vuol dire che non hai voglia proprio di lavorare, perché è troppo comodo. Camera da letto, apri la porta, sei subito dentro la stalla, fai la moggitura, lavori e poi sei libero anche, è tutta un'altra cosa. Quando era piccolo si viaggiava con il cavallo ed era tutto diverso, macchine non ce n'erano, c'era qualcuna, ma poi strade non ce n'erano andare in montagna, dovevi andare a cavallo per forza, obbligatorio. Noi abitavamo in una grotta e loro le pecore erano al pascolo come può essere qua, capito? Sono qua siamo 5 anni. Ho fatto un giro con mia sorella in giro qua e mi è piaciuto subito il posto. È stato facilissimo a dire la verità proprio, perché mi hanno dato pascolo, mi hanno dato tutto, dai. E anticamente c'erano anche le pecore. Qua usano pecore da carne, quelle non ne fanno prodotti, latte non ne hanno. Invece noi è per il latte, per fare il formaggio, le ricotte, via. Bisogna fare, che lo sappia fare anche il formaggio, non è che è solo quello che mangia le pecore, conflui anche quello. Però non è solo il pascolo che conta, è anche la mano di fare il formaggio, devi essere pratico a fare questa roba, perché non puoi fare un'improvvisata, perché non ti viene bene il formaggio. Almeno che te lo insegna una persona che lo sappia fare e ci vuole tanto tempo a imparare a fare il formaggio. Non è che ci vuole una settimana, ci vogliono anni, anni e anni. Perché non è solo a farlo il formaggio, vuole anche seguito dopo il formaggio. Anche dentro la cantina vuole sempre lavorato il formaggio. Vuole girato, vuole curato in poche parole. Il formaggio ne faccio di 3 qualità. Faccio formaggio crudo, semicotto e formaggio cotto. La differenza del formaggio crudo va a 37 gradi, si caglia e fai subito il formaggio. Semicotto caglia a 37 e poi riscaldi di nuovo a 42. Formaggio cotto 37 cagliato e poi riscaldi a 45 e 46. È tutto prodotto che è uno diverso dall'altro. Questo è il formaggio cotto. Adesso te lo faccio assaggiare. Questo è il formaggio di 6 mesi. Te lo faccio assaggiare. Grazie. Prego. Vieni qua. Così? Qua è tutto abbandonato perché già i giovani se ne saranno andati fuori, perché lavoro qua non ce n'era, anche un po' di pecore, un po' di vacche, insomma, i giovani se ne sono tutti andati. E questi vecchi sono tutti pensionati e vivono così, cosa doveva fare? Il pascolo me l'hanno dato a me per pulirlo e sono tutti contenti. Adesso qualcuno che taglia il pieno lo compriamo noi, perché ci serve per l'inverno per le pecore. Mi vogliono bene e li voglio bene, non vengono sempre qua a trovarmi o sono venuti tutti a vedere le pecore, come si lavora, tutte queste cose, sono stati contentissimi. Ci ha aiutato il comune, perché la stalla è del comune. Viene tanta gente, dappertutto vengono da Pordenone, da Gorizia, dappertutto vengono. Anche da Milano. Se vuole assaggiare il prodotto deve venire qua a Prades di Sopra. Orton è la località, il posto proprio, qua si chiama Orton. Io sono residente a Calavusetto e il prodotto è di Calavusetto, dai. Abbiamo tutto, grazie a Dio c'è tutto, c'è la moggiatura, c'è il mini caseificio, c'è tutto. Ormai è a posto, l'importante è che qualcuno che si presenti che vuole imparare a fare questo lavoro. E io di cuore glielo voglio insegnare. Un giovane che finché non riesce a farsi l'abitudine è un po' seccante perché è ogni giorno che deve fare questo lavoro. Capito? Per me
A me mi dà fastidio anche la città. A me piace la montagna, dico la verità, mi piace la montagna. Sono nato in montagna e mi piace più la montagna. Capito? Vei, 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 vei.